Si nascondeva in una casa colonica a Giover del Montello, il 29enne accusato dall'autorità austriaca di tratta di esseri umani e falsificazione di documenti. L'uomo, pakistano, irregolare in Italia, era ricercato da tempo. Nella mattinata gli uomini della squadra mobile di Treviso hanno bussato alla sua porta. Per lui sono scattate le manette. Il 29enne faceva parte di un sodalizio criminale che favoriva l'immigrazione illegale dei suoi connazionali. Secondo gli investigatori, lui gestiva assieme ad altri malviventi una sorta di agenzia. In pratica andava a prelevare i clandestini, li faceva viaggiare in condizioni disumane, spesso nascosti in veicoli, e poi, una volta arrivati in territorio europeo, li abbandonava a se stessi. L'uomo si spostava a cavallo dei vari confini nazionali, riuscendo a sfuggire sempre agli investigatori. Ad emettere il provvedimento di cattura europea l'autorità austriaca per i reati commessi in Austria, Ungheria, Germania e Serbia. Il pakistano non avrebbe dato il suo consenso ad essere consegnato alle autorità austriache ed è stato quindi portato in carcere a Treviso. Il latitante da tempo viveva in una casa sul Montello assieme a numerosi altri connazionali ed è stato scovato grazie alla cooperazione internazionale tra gli organi investigativi austriaci e la squadra mobile di Treviso.